Allora Valentina, battaglia doveva essere, battaglia è stata. Possiamo dire che tutte e due le squadre hanno giocato molto bene a calcio, hanno interpretato bene le parti tatticamente e soprattutto anche il Vittorio, perché trovarsi così con un paio di defezioni non era semplice. Sì, ripeto, come hai detto tu, che è stata una battaglia. Oggi sapevamo che incontravamo una squadra forte, sapevamo che avevamo delle defezioni, eravamo un po' incerottate, abbiamo cambiato modulo, l'abbiamo interpretato molto bene. Credo che un pareggio sarebbe stato più giusto, però comunque siamo consapevoli di aver fatto un'ottima partita. Abbiamo combattuto su ogni pallone e adesso andremo là da loro per vincere, per passare il turno. Cioè non molliamo, vogliamo passare il turno e andiamo là per vincere, per fare risultato positivo. Come hai detto, è stata una prestazione veramente corale di tutte, perché come dice sempre il mister, chi scende in campo deve dare sempre il 100%, e quindi aver interpretato così bene la partita può essere anche un atto di coraggio. Sì, esatto, sapevamo che avevamo la fiducia del mister. Abbiamo provato questo nuovo modulo, ripeto, è stata la prima volta, l'abbiamo provato 2 allenamenti per 10 minuti, però l'abbiamo interpretato molto bene, siamo soddisfatte, il mister credo sia soddisfatto nonostante il risultato. E è stata una prestazione, come hai detto tu, di tutte molto positiva, comunque sufficiente di tutte, e basta, adesso ripartiamo da domenica che c'è il campionato. E purtroppo oggi abbiamo perso, però comunque il morale è buono e sappiamo che domenica dobbiamo prendere altri 3 punti contro il Brixen. Allora Ilaria, un'ottima prestazione da parte della squadra, anche la tua, ci hai messo l'anima lì davanti, hai avuto anche magari una mezza occasione non sfruttata, peccato, poi hai avuto una ricaduta mi pare sul piede, se non sbaglio, hai avuto magari un dolore al piede e quindi il mister ti ha cambiato poi. Sono contenta di aver giocato sin da subito, infatti ringrazio il mister per avermi dato questa occasione. In campo, fin dal primo minuto, ho cercato di dare tutto. Il gol, la semi-occasione, peccato che non sia entrata in porta, però comunque ci ho provato. E sì, mi è arrivato un pestone, in aria l'avversario mi è arrivata da dietro, però non ci ha dato il rigore, ma sono cose che capitano. E sì, poi ho sentito dei crampi sulle gambe, quindi il mister ha fatto il cambio, però per il resto sì, sono contenta della prestazione. Ecco, quello che dice sempre il mister è che anche se mancavano un paio di titolari oggi, chi va in campo dà sempre il 100%, e questo avete dimostrato oggi. Sì, abbiamo dato tutto il massimo, e peccato per il gol subito, è stato anche un gran gol. Però comunque noi abbiamo sempre attaccato, siamo state molto brave, perché per la maggior parte dei 2 tempi siamo state nella loro metà campo. Peccato non aver portato a casa questa vittoria. O almeno il pareggio. O almeno il pareggio, e speriamo nel ritorno. Allora mister, possiamo dire che hai sistemato la squadra veramente bene tatticamente, hai dato la responsabilità alle ragazze, hanno interpretato benissimo la partita. L'unica peccato per quel gol preso così, ma poteva anche starci, magari ha avuto sì le occasioni anche il Vittorio Veneto per portarsi sull'1-0, peccato non averle sfruttate. Sì, oggi è un po' dovuta alle assenze, un po' alla squadra avversaria, abbiamo provato un modulo diverso. Le ragazze sono state brave a interpretarlo nella maniera giusta, con solo un paio di allenamenti sulle gambe. E peccato perché avevamo fatto la nostra partita onesta, abbiamo combattuto, abbiamo creato, abbiamo giocato palla a terra, quindi almeno lo 0-0 ce lo meritavamo per poi andare lì a Riozzo a giocarcela. Hanno trovato questo gol con un tiro da fuori area, quindi andiamo lì sapendo che per 95 minuti dobbiamo, non dico attaccare a testa bassa, però dobbiamo sfruttare meglio quelle poche occasioni che ci potrebbero capitare. Sì, diciamo che le ha provate anche Tomasella un po' da fuori, però la mira non era dei giorni migliori. Comunque sì, bisogna dare atto e merito anche magari la riozzese, che ha interpretato anche lei bene la partita. Chiaro, d'altronde se è davanti di noi in campionato e la miglior difesa davanti di noi e il miglior attacco davanti di noi, vuol dire che ha tante
qualità e le mire non sono da meno. In 180 minuti il risultato è aperto a qualsiasi tipo di punteggio, quindi adesso ricarichiamo le pile, pensiamo un attimino al Brixen, perché dopo abbiamo lo scontro diretto contro la Riozzese, la da loro prima della Coppa Italia, quindi se non facciamo i 3 punti domenica non serve a niente, quindi abbiamo fatto un'ottima partita, un'ottima prestazione, le ragazze hanno dato tutto e devono essere su di morale contente per quello che hanno fatto, quindi adesso affronteremo la settimana con il pensiero al Brixen. Ecco, non volevo dare alibi per le assenze, perché come dici sempre chi va in campo dà sempre il massimo e questo si è visto ovviamente. Chiaro, il peso specifico di chi va in campo è del 100%, quindi nessuno che si metta a piangere per chi non c'è, ma bisogna applaudire chi va in campo, quindi brave a tutte quelle che sono scese in campo oggi. Allora mister, la Riozzese che ha interpretato come il Vittorio Veneto un'ottima partita, ha saputo trovare il gol nell'unica magari occasione, anche se nel primo tempo ne ha avuta una di nitida. Sì, diciamo che sapevamo che era una partita difficile, poi giocando fuori casa era ancora più difficile. Il Vittorio Veneto è sicuramente un'ottima squadra, credo che sia stata una buona partita e sì, diciamo che abbiamo sfruttato l'occasione che abbiamo avuto, forse ci sono state altre 2 o 3 che secondo me che potevano avere miglior sorte, però diciamo va più che bene così, certo. Sì, ha interpretato come dicevamo bene la partita, poi diciamo che anche il Vittorio Veneto ha cercato ovviamente di pareggiare i conti, ma non è riuscito a trovare la via del gol. Ovviamente nella partita di ritorno sarà tutta un'altra storia, ma perché ovviamente il Vittorio Veneto dovrà esporsi di più per trovare almeno il pareggio intanto. Sì, essendo una partita sui 180 minuti sicuramente non è finita oggi, tutt'altro. Ripeto, siamo sia noi che Vittorio Veneto, sono 2 ottime squadre, oggi l'abbiamo fatto vedere, la partita magari non è stata troppo spettacolare a livello di occasioni, però è stata sicuramente a livello tattico una bellissima partita, quindi io credo che anche il ritorno sarà una gara bella e impegnativa per entrambe. Diciamo che è stata tatticamente piacevole, questo sì. Sì, infatti come dicevo, sicuramente tatticamente piacevole, essendo 2 buone squadre sapevamo che, ripeto, partite difficili, fai un errore ovviamente vieni punito, no? E quindi c'è stata un'attenzione tattica da entrambe le squadre importante. Fra 2 settimane c'è il campionato per quanto riguarda la stessa partita, poi ovviamente c'è il ritorno, quindi diciamo 3 incontri così ravvicinati non si vedevano in tutti i calendari, insomma. Sì, è vero, in questo periodo ci incontriamo tanto e devo dire che forse è anche giusto così, perché credo che durante tutta la stagione sia noi che Vittorio Veneto abbiamo dimostrato di essere le 2 squadre nettamente migliori del girone, quindi è giusto che alla fine siamo noi a doverci giocare tutto.